Partiamo da qua. Tutto quello che è successo fino adesso è solo mia responsabilità, quindi tutte le colpe non devono stare sui giocatori o sugli allenatori, ma sono colpe mie di cui io me ne assumo qualunque responsabilità. E quindi proprio per questo io devo in qualche modo chiedere scusa ai napoletani e soprattutto ai tifosi, se siamo dove siamo in classifica. Ma grande lota! Perché tu questo sei una grande lota. Tu questo sei una grandissima lota. È diverso fatto. È diverso. Tu sei una grandissima lota. Dovevi aspettare ora. Quando ne avevamo oggi? Il 29. Il 29 di dicembre. Scusatemi, è colpa mia. Lo vedi che sei una grande lota? Lo vedi che sei una grande lota? E io lo sapevo che mi aveva fatto un pure l'ultimo dell'anno. Io lo sapevo che mi dovevi intossicare pure l'ultimo dell'anno. E tanto sapevo, Natale ci ha fatto intossicare, Capodanno ci ha fatto intossicare. Meno male è finita questa stagione di merda. Meno male, perché non se ne può più. Una squadra che non ha grinta, non ha gioco, non ha schemi, non teniamo un cazzo. Una squadra messa allo sbando da un presidente ridicolo. E voglio, scusatemi se io devo sfogare pure questa sera, io devo sfogare sempre, voglio, è da inizio anno che stiamo sfogando in coppa sto canale, ma io non me ne posso più, io non ne posso più, io non ne posso più, io non so più che devo dire, non si vede uno schema, non si vedono due passaggi di fila, Raspadori che ha fatto pazzare, Simeone l'ha messo gli ultimi 5 minuti, cioè ragazzi, ma veramente stiamo facendo? Con Raspadori in campo, palla lunga e palla a no, palla a terra con Raspadori, con Simeone e i cross. Quanti cross sono arrivati? 0, ne posso contare 2 massimo, 2. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Ma di cosa vogliamo parlare? Ma di cosa veramente vogliamo parlare? C'è una squadra che sta cadendo a pezzi. Ci sarà la Supercoppa italiana. Ma tu come da presidente la Supercoppa? Contro la Fiorentina, po'! Contro la Fiorentina. È bello che c'è pure la finale terzo quarto posto. È una presa doppiamente per il culo questa. Ma di cosa vogliamo parlare? Una società allo sbando, un allenatore che Mazzari è stato messo lì. Mazzari va al patibolo che ce ne fotte, tanto Steve Garcia prima te da la squadra, ma non fa niente, va. C'è scelte societarie, scellerate. Ma di cosa, che partita dobbiamo parlare? Gaetano che si mangia un gol annanzi la porta all'ultimo minuto. Io sono convinto che dall'altro lato metti Cavani, Lavezzi, Amsic con Aronica a Dreta. Quel Napoli la vince, ma vince 5-6-0 contro questo Napoli. Perché? Perché quel Napoli lì aveva voglia. Questo Napoli qua non tenne genio, non hanno voglia, non tengono né palla sotto, non hanno le palle. Però le vacanze se le sanno andare a fare ora, che pacchi dall'acqua per sapete a mettere, Ma di che cazzo vogliamo parlare? Ma veramente stiamo cadendo così nel ridicolo? Ma di cosa vogliamo parlare, Ma di cosa veramente vogliamo parlare? Io veramente non ho più parole. Perché questa è una squadra che oramai non ha più stimoli, non ha più nulla. Questa squadra qui non ha più nulla da dare. Tu mi dici interverremo sul calciomercato, ma tu per intervenire sul calciomercato ci dovevi intervenire 6 mesi fa, no mo? Perché ora è inutile. Perché tu ora devi pregare Gesù Cristo che quelli davanti non facciano più punti e l'Inter questa sera non ne ha fatti. Meno male. Potevi recuperare 2 punti all'Inter oggi. Oggi potevi recuperare 2 punti all'Inter. Tu li hai recuperati 2 punti, no, dammi in culo. E mi dispiace, domani allungherà la Juventus su di te, altri 2 punti sopra la Juventus. Ma il Bologna, spero che il Bologna non bench, spero che l'Atalanta non bench. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Ma di cosa stiamo parlando? Io veramente non ho parole. Il quarto posto quando è più 7 se domani figurati. Serve un'impresa, serve un'impresa. Lo sfogo di fine anno pure mi ha fatto fa. Però noi ci vediamo domani, perché domani, nel giorno dopo, ne parleremo pure domani, non vi preoccupate, io ho finito. Ho finito pure io a stemma.
Cioè, io c'ho un mal di testa che a voi non tenete idea. Io ho lavorato con un mal di testa, un mal ai denti, una città proprio come con Napoli, cioè, perché poi la partita, giustamente, mangi viste pure tutto quanto. E chi lo bello, che mentre faceva il pizza, mangi pure un duzzucato. Mi sono pure innervosito. Mi fa il proprietario: "Oh, come vai veloce? Stasera è normale, stava a portarsi con Napoli segna, sperammo." E invece no, no. Io, è iniziato il 2023, è iniziato benissimo con lo scudetto ed è finito una chiavica. Che fine, Aiu, che fine. Iscriviti al canale sempre e comunque Forza Napoli. Ciao, Aiu, ci vediamo domani.